Si è suicidato Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l'omicidio della ex fidanzata Vanessa Zappalà, anni 26, avvenuto presso il lungomare di Aci Trezza nella giornata di ieri. A trovare il corpo sono stati i carabinieri della compagnia provinciale di Catania in collaborazione con quelli del luogo, che hanno scoperto la sua auto posteggiata nelle vicinanze. L'uomo è stato trovato impiccato a una parete di un casolare di una campagna di Contrada Trigona a Trecastagni, di proprietà di un suo familiare, uno zio. Le ricerche all'interno sono state avviate dai carabinieri dopo il ritrovamento nelle vicinanze della Fiat 500 che lo stesso Sciuto aveva noleggiato e che la notte scorsa aveva usato per recarsi a commettere l'omicidio nel lungomare di Aci Trezza. Nella vettura gli investigatori hanno anche trovato altri 28 proiettili calibro 7,65. Una scritta di scuse ai propri genitori e ad alcuni familiari è stata trovata nel muro accanto al corpo di Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l'omicidio dell'ex fidanzata Vanessa Zappalà, di anni 26, che si è suicidato in una casa di campagna di uno zio a Trecastagni. Non è stato trovato al momento alcun riferimento alla vittima. Ricordiamo che la sparatoria è avvenuta verso le 3 della notte scorsa vicino al porticciolo del lungomare di Aci Trezza, frazione Marinara, nota perché i Verga aveva ambientato i suoi malavoglia. Ricordiamo che la vittima era in compagnia di alcuni amici quando l'ex fidanzato proprio Sciuto, con il quale aveva interrotto la relazione in maniera brusca, si è presentato, pare chiedendo un chiarimento, e le ha sparato diversi colpi a arma da fuoco, uccidendola all'istante. Nella sparatoria è anche rimasto ferita di striscio un'amica della vittima. Diverse le attestazioni di solidarietà per questo vile gesto, che recentemente non accenna a diminuire, anzi, tra i tanti, quello del deputato agrigentino all'Ars e presidente della Commissione Ambiente, l'agrigentina Giusy Savarino, che afferma come bisogna rafforzare le misure a tutela delle donne. Per Giusy Savarino un femminicidio annunciato che lascia sgomenti e rivela tutta l'inefficacia delle misure di protezione, quello consumato nella notte ad Aci Trezza. L'onorevole Savarino, rappresentante all'ARS nel forum regionale antiviolenza, afferma come Vanessa Zappalà era una giovane donna di soli 26 anni, uccisa a colpi di arma da fuoco da un ex fidanzato già denunciato per stalking e messo agli arresti domiciliari, ma poi scarcerato e sottoposto al solo divieto di avvicinamento. Purtroppo, continua Giusy Savarino, questo ennesimo caso di violenza di genere impone una riflessione sugli strumenti a disposizione delle autorità, sul bisogno di rafforzare le misure a tutela delle donne, a cominciare dall'uso del braccialetto elettronico, perché è destinatario di misure di prevenzione. Una scia di femminicidi che vede mariti, compagni ed ex fidanzati trasformarsi da amanti in carnefici finché non riusciremo a difendere ogni donna e porre fine all'esplosione di questi episodi. Non potremo dirci soddisfatti del livello di civiltà raggiunto dalla nostra società. Così conclude l'onorevole Giusy Savarino.